Abbiamo concesso parte del primo tempo agli avversari, a cui bisogna dare merito. Noi sì, abbiamo preso gol su un errore individuale, però non mi piace parlare di errori individuali in un contesto collettivo. In quel caso potevamo aiutare Mané meglio a uscire la palla da dietro e non prendere un gol evitabilissimo. E poi nel secondo tempo di fatto abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a trasformare in rete, e quindi esce fuori questo 1-0 e bisogna fare i complimenti agli avversari. Uno dei meriti del Castellammare è che dispone di un blocco basso ben organizzato, difficile da scardinare, quindi ho cercato di dare fiducia che avrebbero trovato quelle occasioni da gol. Di fatto ci sono riusciti e non abbiamo subito quasi niente nel secondo tempo, se non qualche occasione credo a fine gara, quando ci stavamo sbilanciando un attimino. Siamo riusciti ad avere quelle occasioni, non siamo riusciti a trasformarle, quindi è uscito fuori questo risultato. Man mano che passano le giornate, le partite sono più dure per tutti e tutte le gare sono chiaramente più complesse. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, il nostro calcio, tenendo in considerazione che l'aspetto emotivo sarà sempre più pesante, sempre più complesso. È un percorso difficile, però dobbiamo riuscire a portarlo a termine. Thomas è in ripresa, conto di averlo già in settimana aggregato con noi. Sidico in questo momento credo che uscirà dal Parco Rosa.